Sono le 12, pieno giorno, zona residenziale a Rivale di Pianiga. Due auto si infilano lungo questa stradina privata. Qui abita la famiglia di Antonella Ragusa. Lei è al lavoro, sua figlia 14enne è in casa, in camera sua. I ladri tentano di entrare, prima suonano più volte sperando non ci sia nessuno, poi forzano la porta finestra. Sono attimi di terrore per la ragazzina. Ha fatto il giro della casa dove dietro abbiamo le porte finestre, ha forzato la porta finestra e è entrato. Mia figlia ha sentito il botto perché ha buttato sulla zanzariera, è corsa immediatamente in bagno e si è chiusa a chiave. In bagno si è chiusa a chiave ed ha telefonato alla mamma. Qualcuno sta tentando di entrare, ha detto la ragazzina. Il ladro non si è arreso. Il tipo è salito su per le scale e ha cercato di forzare la maniglia per verificare se c'era qualcuno, perché evidentemente salendo le scale una delle prime porte l'ha vista chiusa, è andato a vedere chi c'era. E lì c'era mia figlia, che però lei è stata zitta, non ha detto niente. In quel momento mi stava chiamando, però parlava sottovoce. Ok, infatti io facevo fatica a capire quello che diceva. A quel punto Antonella chiama il vicino e lo prega di andare a casa e vedere cosa sta accadendo. Lei prende la macchina e torna verso casa velocemente. Quando arriva trova il vicino e la figlia disperata. Secondo il racconto della 14enne, il ladro, dopo aver tentato di aprire la porta del bagno, si è reso conto che dentro c'era qualcuno. Così ha desistito ed è corso via. Le auto sono sfrecciate sulla strada, lasciando in casa la 14enne in lacrime. Immediata la denuncia ai carabinieri, dove la 14enne ha raccontato quei terribili minuti. Fra l'altro la famiglia ha una cagnolina che a un certo punto ha smesso di abbaiare. La sentita proprio zitta. Quindi si pensava che magari gli abbiano spruzzato una sostanza, infatti è rimasta strana tutto il giorno, voleva sempre stare dentro, ha paura. La 14enne, ancora sotto shock, non vuole più rimanere in casa da sola. Oggi è voluto andare dalla nonna. E io dovevo comunque tornare al lavoro, dopo ho fatto denuncia e tutto, e quindi ho dovuto andare dalla nonna.